Festa del Vespa Club Delta del Po, siamo nell'Hotel Bussana qua a Portotolle, mangiato benissimo come sempre, ma sono qua con il presidente del Vespa Club appunto, Daniele Lazzarin. Allora, l'anno scorso non avete fatto niente, però sappiamo che state preparando per il 2022 ormai un raduno eccezionale, vuoi anticiparci qualcosa? Sì, intanto anticipo la data. Il giorno è domenica 26 giugno, l'ultima domenica di giugno. Si farà un giro turistico sul Delta del Po con il solito rinfresco fatto dal Vespa Club Delta del Po, fiore all'occhiello dei nostri raduni. E quindi? Vi aspetto tutti numerosi il 26 di giugno, prendete nota e appuntate questa domenica, ecco, quindi per venire per visitare il Delta del Po. Vespa che passione, naturalmente seguite i social dove c'è Vespa Club Delta del Po, un sacco di cose, ma soprattutto siete quelli che mantengono viva veramente la tradizione di questo design straordinario che è appunto il design della Vespa e voi ci credete ancora a questa grandezza di questo grande marchio. Certo, ci crediamo, e anche se questi 2 anni siamo stati fermi, siamo pronti a ripartire. Abbiamo detto che siete stati fermi nel 2020 per questioni di lockdown, ma però non vi siete assolutamente fermati, perché diciamo che uno degli scopi del vostro club è anche di fare beneficenza e fare cose socialmente utili, e siete riusciti a far cosa? Siamo riusciti a regalare 3 computer e regalarli alle scuole medie per poter seguire le lezioni in DAD anche a quei bambini che non erano in grado di acquistarlo. Ancora di più grande Vespa Club. Grande presidente. Grazie Maggi. Ciao.